2, 3. Pressa, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Pressa, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu. Una nuova puntata di Bresa Belesa, ben trovati. Attenzione ai 3 quesiti di oggi. Nel 1478, dubito che voi ci foste, manco io, Lorenzo Zane fu accusato di spionaggio e venne messa una taglia sulla sua testa. Ma chi fu costui? Fu un ricco commerciante, un giudice o un vescovo? Spionaggio, vabbè. Attenzione, seconda domanda: come si chiamava anticamente Piazza Repubblica? Porta Stazione, prima ipotesi, Porta San Nazzaro oppure Piazza Libertà? Terza e ultima domanda: il dialetto, la röfo, che cos'è? È la ruota, la forfora oppure la tazza? Restate con noi. Da Lupo Antico in via Albertano da Brescia c'è Gianluca. Gianluca, dove sei ragazzetto Gianluca? Ma tu c'hai 18 anni? 19. Non hai già combinate, Voglia. Tutto, quante cose potremmo raccontare di te? Poche, vero? Sì, brava persona? Sì, bravissimo. Vabbè, lo dice lui. Allora, Lorenzo Zane. Tu ricordi Lorenzo Zane? Lorenzo Zane? Come no? Lorenzo Zane è andata a fare il pirlo insieme, no? Lorenzo Zane nel 1478 fu accusato di spionaggio e venne messa, pensa un po', una taglia sulla sua testa. Ma chi fu sto Lorenzo Zane? Un ricco commerciante, un giudice oppure un vescovo? Un ricco commerciante. Un ricco commerciante. Boh. Come si chiamava anticamente Piazza Repubblica? Dai che magari, Allora, Porta Stazione, Porta San Nazzaro, Piazza Libertà. Lascia stare Piazza Roma, sai che i nostri genitori sono in Piazza Roma. Però ancora prima. Porta Stazione. Porta Stazione. Porta chi ne voglia. Cosa è, caro Gianluca di Sant'Eufemia, la röfo? Cos'è la ruota? È la forfora o la tazza? La forfora. Tu non hai problemi perché non avendo capito. No, scusa, no. Con Federico si va lisci come l'olio. Ma Federico, ma se tu dovessi consigliare un amico o un'amica il lupo antico, perché ne parli bene? Quali sono le qualità secondo te del lupo antico? Beh, innanzitutto l'esperienza che porta nel lavoro da anni, oramai la qualità e la velocità nella consegna dei lavori. È vero, sono rapidi, non è che ti tengono in ballo tanti giorni. Bravo, grazie Federico. Nel 1478 Lorenzo Zane, ti ricordi Lorenzo Zane, no? Fu accusato di spionaggio, addirittura ci fu una taglia sulla sua testa. Ma chi fu sto stracaspita di signor Zane? Fu un ricco commerciante, fu un giudice o fu un vescovo? Presumo un ricco commerciante. Tu dici, Elli, e Giriloschi c'è entrato pure lui. Senti, Piazza Repubblica come si chiamava anticamente? Porta Stazione, Porta San Nazzaro, Piazza Libertà. Piazza Repubblica sai dove sta? È vicino alla stazione, quindi presumo Porta Stazione, non so di preciso. E la röfa? Che cos'è la röfa? Mai sentita. Certo non hai mai sentita. Giuro. Tu non dovresti insomma avere nulla a che spartire con la röfa, perché è la ruota, la forfora o la tazza? Ora pensassi, ti dico che non hai problemi di no, sarà la forfora. Attenzione alle risposte. Lorenzo Zane, che nel 1478 fu accusato di spionaggio e addirittura ebbe una taglia, non fu un commerciante, non fu un giudice, ma fu un vescovo. Pensate all'epoca, insomma, come andavano le cose. Anticamente Piazza Repubblica, seconda domanda, si chiamava Porta San Nazzaro, e la röfo in dialetto bresciano è sta schifezza, la forfora. Togliamo immediatamente l'immagine. Grazie a tutti, alla prossima, grazie.